When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say, can't take the DJ. Piazza Napoleone a Lucca fa da cornice, la splendida cornice alla festa annuale del ciclismo lucchese che avrà luogo tra pochissimo qui all'interno del Palazzo della Provincia di Lucca. Ad organizzare questo meeting annuale, che ormai è una tradizione, è il Comitato Provinciale Lucchese della Federazione Ciclistica Italiana, presieduto da Gianfranco Battaglia. Una giornata che però servirà anche per commemorare doverosamente due importanti personaggi del ciclismo lucchese scomparsi, che sono Giuliano Pellegrini ed Elio Grossi, quindi anche a loro è dedicata doverosamente questa festa del ciclismo lucchese 2013. Stefano Baccelli, presidente della provincia di Lucca, prima di tutto dobbiamo ringraziare per lo splendido scenario che ha offerto alle società sportive lucchesi, poi la ringraziamo per la sua presenza, è veramente una manifestazione importante. Sì, in realtà Palazzo Ducale è bellissimo, ma quando è pieno di passione sportiva, di bambini, ragazzi, familiari, dirigenti, insomma diventa ancora più bello. È stata una festa a tutti gli effetti e il ciclismo lo merita, non solo per i risultati in termini di presenza dei mondiali di ciclismo poco tempo fa, ma soprattutto per il lavoro quotidiano che fate tutti voi appassionati di ciclismo per i nostri ragazzi. È una passione impegnativa, è una passione faticosa, lo è per chi va in bicicletta, ma lo è anche per i genitori che accompagnano i ragazzi, che stimolano questa passione, lo è in particolare per i dirigenti che a titolo di puro volontariato sono professionali e sono laboriosi e sempre impegnati. Quindi la mia presenza è stata semplicemente un grazie, perché le passioni vanno coltivate, soprattutto le passioni giochiose come sono quelle di un'attività sportiva così importante, ma c'è dietro tanto impegno e va riconosciuto con questi premi che di per sé non sono molto materialmente, ma sono importanti simbolicamente. Noi la ringraziamo anche perché negli ultimi anni soprattutto la provincia è stata vicinissima al ciclismo, soprattutto a Lucca, e credo che questo sia importante per un'attività come la nostra. Ma per me è semplicemente doveroso, sono tanti gli sport importanti, ma storicamente nella nostra comunità provinciale, nel nostro territorio, il ciclismo, lo ripeto, in particolare quello giovanile, quello amatoriale, non solo quello dei professionisti, fa parte della nostra cultura e della nostra identità, quindi è obbligo delle amministrazioni cercare di valorizzarlo. Giacomo Bacci, una presenza graditissima qui al Comitato Provinciale di Lucca, ma devo dire che sei sempre stato presente qui a questa festa che ormai si ripete da tanti anni. Ma credo sia doverosa da parte mia, da parte del Comitato regionale, la presenza, perché credo che il ciclismo lucchese abbia espresso anche quest'anno una grandissima cosa per quello che riguarda il ciclismo toscano. Credo che ha fatto una grandissima cosa in quello che sono stati gli eventi riusciti, e poi per concludere quello che è stato il grande coronamento della partenza del campionato del mondo. Ecco, questo credo che sia un riconoscimento ad una provincia che è ancora attiva, molto viva e che sicuramente potrà esprimere ancora moltissimo per il ciclismo toscano. In questi giorni, approfitto, sono stati fatti i calendari delle varie categorie, qualche defezione, ma il ciclismo toscano mi sembra che stia continuando e sia sulla strada giusta per ripresa. Sì, il 2013 si è chiuso con una perdita di solo 6 manifestazioni nella sua totalità, quindi credo che sia questo un gradito ringraziamento a tutte le società, a tutti i nostri organizzatori che hanno salvato sicuramente qualcosa di importante. Ma ho visto un calendario che grosso modo rispecchia quello che è stato l'anno scorso e che qualche defiance c'è ancora sulla categoria juniores, ma anche l'anno scorso partimmo con 16 manifestazioni e poi pian piano siamo arrivati a 25. Io me lo auguro che anche quest'anno
si possa raggiungere questo obiettivo, soprattutto in un momento così particolare, ma io credo che conoscendo i nostri dirigenti, conoscendo le nostre società, io credo che pian piano si riesca a fare qualcosa di positivo anche per il 2014. Massimo Tuccori, assessore allo sport del Comune di Lucca, un grande impegno quest'anno per il Comune nell'anno 2013, ma credo che alla fine dei conti, quello che abbiamo visto anche dalle immagini, un impegno speso bene. Io tutte le volte è la seconda volta che partecipo a questa festa e devo dire che resto veramente stupito dalla passione, dall'amore per questo sport, dalla partecipazione, e quindi ne stavamo parlando anche ora, veramente noi dobbiamo fare tutto il possibile come amministrazione per far crescere ancora di più, se possibile, questo sport, ma soprattutto per educare i giovani a questo sport, che è una cosa veramente che fa onore soprattutto poi alla provincia di Lucca, come abbiamo visto, che forse è una delle province che più si impegnano e più hanno risultati sia dal punto di vista delle vittorie ma anche dal punto di vista della partecipazione in tutta Italia. Lei nel suo intervento ha parlato del campo Henderson, credo che sia importante il recupero del campo Henderson per il ciclismo. Sì, devo dire che Bambini Francesco per la provincia si è battuto molto per questa cosa. Il campo Henderson ha avuto fino ad ora una destinazione, almeno negli ultimi anni, dedicata soprattutto al calcio, ma diciamo che non era bello vedere questa pista così inutilizzata. Abbiamo avuto l'occasione dei campionati del mondo, delle risorse provenienti appunto dai campionati, che ci ha permesso di rimetterla a nuovo. Attualmente è ferma perché nel periodo invernale non viene utilizzata, ma credo che dal mese di aprile ricomincino gli allenamenti e speriamo che serva appunto per far crescere ancora questo movimento del ciclismo. Dottor Carlo Giammattei, medico della nazionale italiana, questa immersione nel ciclismo giovanile che impressione le ha dato? Positiva, perché come ho detto prima io sono nato con loro, con queste società, con le società qui di Lucca, e quindi praticamente mi trovo a casa mia con questi ragazzi, questi dirigenti che conosco da tanti anni e che praticamente questo è il futuro, qui si vive il futuro dello sport, del ciclismo, quello che poi è il professionismo, quello che poi si vede in televisione, però nasce qui da queste feste. Come lo vede il momento del ciclismo con tutti i problemi connessi e soprattutto quello avvenuto negli ultimi anni? Professionistico? Di tutto il ciclismo in generale. E vedo che il ciclismo, come gli altri sport, sta soprattutto in Italia soffrendo anche della crisi economica generale, mancanza di sport. In più si somma il danno che ha avuto questo sport da tutte le polemiche legate al doping che ci sono state, che magari in questo sport sono state portate all'evidenza pubblica, sono state anche affrontate, si è cercato di lottare, però tutti sono state portate a conoscenza di tutti e di fatto con aspetti positivi e negativi purtroppo, perché ha evidenziato un aspetto brutto che magari è presente nell'altro sport e che nel nostro sport è venuto alla luce in maniera evidente. Però vedo che si sta facendo tanto a livello di federazione italiana, a livello di federazione internazionale, spero che già negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, mi sembra che si stia riprendendo credibilità. E concludiamo con Gianfranco Battaglia, presidente del comitato provinciale di Lucca. Abbiamo visto una sala gremitissima, tanta partecipazione, credo che questa sia la cosa forse più importante al termine di questa stagione. Ma io è la 13ª edizione che tutti gli anni sono ritornato dove siamo partiti, questo viaggio lungo i comuni, e ho trovato nella provincia veramente un'accoglienza notevole. Ci lega da tanti anni i rapporti buoni che ci consente anche di sviluppare l'attività ciclistica, di fare manifestazioni. E poi ringraziamento un po' alle società, insomma, che tutti gli anni sono presenti in massa, portano dietro i genitori, e questo è quello che è positivo. Io, ripeto, ho intrapreso questa strada
diciamo, di una forma di ciclismo, una festa di ciclismo in maniera istituzionale. Ma insomma, speriamo che si possa continuare anche gli anni prossimi, perché per fare anche una manifestazione del genere ci vogliono anche tante risorse. Però sono riuscito a trovarli, sono riuscito ad averli, sono contento e ringrazio i miei collaboratori, perché veramente in questo periodo un po' piuttosto difficile per me mi stanno aiutando anche in diverse maniere, insomma, perché non sto, ma io penso che se di ritornare presto, diciamo, in forma per fare anche un 2014 oltre qualche altra iniziativa al di fuori di quelle normali che fanno le società. Se mi regge la salute avrei intenzione di fare quest'anno una manifestazione nazionale. Per il resto mi sembra che tutto sia andato bene e finisco qui. Grazie a tutti e anche che oltre giustamente, guarda, a me l'ha citato quello della provincia, ma mi sembra doveroso anche per me. Nel ciclismo ci sono tante persone che in ombra, no? Noi siamo sempre in prima vista, quelli che siamo in televisione, in giornali, però ci sono tantissimi volontari che lavorano sulle strade, sugli incroci, nei momenti in cui c'è da mettere insieme delle organizzazioni. Ecco, questi sentitamente, veramente, senza questa gente, insomma, non si potrebbe fare grandi cose. Noi a Lucca abbiamo un'equipe molto coesa, che diciamo, in cui a qualsiasi momento sono sempre disponibili, e questo è una bella cosa. I'm in a sea of beings, and there's no denying the waves are holding me under. La vediamo Pierluigi Poli nelle vesti di direttore di corsa che sta supervisionando il percorso, e abbiamo visto anche Giuliano Pellegrini, colui che ha organizzato la quarta e penultima tappa del Trofeo Regione Toscana Ciclocross, seguendo le immagini del primo Trofeo Lucca Iridata 2013 organizzato dall'Associazione Ciclistica Le Mura in collaborazione con il Comune di Lucca ed in collaborazione con Angelo Impianti. Ultima prova del Trofeo Regione Toscana di Ciclocross, ci attendiamo quindi l'arrivo del primo vincitore, eccolo qua, Luca Giliberto, categoria esordienti. Come dicevamo, grande riuscita della manifestazione organizzata dal pedale lucchese Poli con il patrocinio del Comune di Coreglia. Eccolo qua Matteo Zanoni, ormai a meno di 500 metri dalla conclusione, si appresta ad alzare le braccia al cielo in segno di vittoria. 50 metri al termine per lui e alza le braccia al cielo in segno di vittoria. Matteo Zanoni vince la 9ª edizione del Ricordando Marco Pantani. È la 63esima edizione della Coppa Giuseppe Cei, classica riservata alla categoria allievi, che apre, come ormai avviene da alcune edizioni, il calendario per la categoria allievi in Toscana. Si stanno preparando gli atleti in vista della partenza da Piazza Napoleone, Piazza Grande a Lucca, intanto in salita verso San Martino in Vignale con Francesco Biondi nelle prime posizioni del gruppo, la maglia del campione toscano. Eccoci qua con Daniel Savini che
transita ai 200 metri dal traguardo, ormai imprendibile il corridore del gruppo ciclistico romagnano che va a vincere la Coppa Giuseppe Cei, 63esima edizione. 12 i giri in programma del circuito che misura 4 km e 200 metri, tanti partecipanti provenienti da tutta Italia, sarà sicuramente una grande battaglia. È l'assessore allo sport del comune di Montecarlo ad abbassare la bandierina della gara riservata alla categoria allievi, Filippo Mori, che prova ad allungare della Montecarlo Ciclismo, guadagna un lieve margine di vantaggio che gli è però sufficiente grazie anche al lavoro del compagno di squadra Nicola Sanesi per riuscire a tagliare il traguardo a braccia alzate. Qui intanto siamo alla partenza della G2 con Cesare Cipollini insieme al figlio Edoardo pronto per la partenza. Edoardo corre proprio nel pedale Lucchese Poli. Siamo proprio pronti per il via. Di tutto è pronto per l'epilogo categoria G2, il successo di Edoardo Cipollini che precede Thomas Del Frate, il primo del pedale Lucchese Poli, il secondo del Velo Club Coppi di Lunata Alto Pack. Ed ecco qua i due vincitori. Siamo proprio alla consegna del mazzo di fiori al campione toscano della categoria Francesco Biondi, dove adesso a fare l'andatura è Gabriele Niccolini della Levante Eurotermo, mentre si mantiene in seconda ruota Luppichini Samuele della Coltano Gruber. Andremo a vedere se ci sarà volata per il Gran Premio della Montagna. È Luppichini che va a transitare per primo davanti al corridore della Levante Eurotermo. Più indietro vediamo Clidi Giacu, ma praticamente il gruppo con tutti i migliori è lì e quindi si sta ricompattando la testa della corsa con Daniel Gocai, Nicola Snesi, poi Savini, arriva anche Biondi. Ci spostiamo quindi sulla linea del traguardo per accogliere il vincitore del circuito versiliese giunto alla 72esima edizione. Nel finale uno stratosferico Daniel Savini, tutto solo è riuscito ad involarsi verso il traguardo del circuito versiliese. È giunto il momento del campionato regionale toscano per la categoria juniores che quest'anno verrà assegnato nella 64esima edizione della Coppa Martiri Lunatesi. E la partenza da Piazza Napoleone, quindi ci spostiamo verso la zona di partenza con un trasferimento abbastanza lungo. Eccolo qua il gruppo ancora pilotato dalle maglie della Fosco Bessi di Calenzano, gruppo che arriva, anche il plotone arriva ai 200 metri finali, quando quindi si sta per concludere il secondo dei 5 giri in programma. E adesso stiamo per assistere allo sprint. È una maglia dell'Aquila Ganzaroli, davanti a tutti è la sagoma di Riccardo Baldini che riesce a mantenere la testa del gruppo e va a vincere. Riccardo Baldini è il nuovo campione regionale toscano della categoria juniores. Primo trofeo sagra del Tagliarino, prima Coppa Sanital Light. Ci troviamo, gentili telespettatori appassionati di ciclismo, a Paganico in provincia di Lucca. Terza gara di giornata, atleti che hanno un'età di 9 anni e che sono già pronti per affrontare i 3 giri del circuito per circa 5 km di gara. Della gara riservata alla categoria G3 vediamo che c'è un atleta leggermente avvantaggiato sul resto del gruppo, andatura che si è notevolmente alzata nel corso del secondo dei 3 giri in programma. Tommaso Poli del pedale Pietrasantino che vince per distacco. La volata del gruppo è appannaggio del suo compagno di squadra Gabriele Leonardi. Terzo posto per Filippo Ricci del gruppo sportivo Stradella. Giovanissimi di scena a Guamo di Lucca per il primo trofeo Alessandro Favilla, la gara organizzata dal Velo Club Coppi Lunata Alto Pack, categoria G0, che vediamo qui schierati pronti per prendere il via. I bambini che non hanno nemmeno una classifica vera e propria ma che comunque cominciano a dare i primi colpi di pedale, quindi 1,2 km, visto che il solo anello del velo, della gara prevista era di 1,2 km. Ovviamente qualcuno con la bici da corsa, qualcuno con la propria bici, ma ben 6 sono riusciti a prendere
prendere il via e a finire la loro gara in questo istante. I bambini della G0, eccoli qua, che tagliano il traguardo e si danno battaglia fino alla linea d'arrivo, anche oltre. 17ª edizione del trofeo Bruno Sanna, 13° trofeo Gabriele Puccetti, 13° trofeo Gino Ascanio Lucarini. Con le immagini ci troviamo a Pietrasanta per questa gara che è inserita nella Challenge Lucca Versilia ed è valida come prova unica di campionato provinciale per la categoria allievi. Chilometro zero in questo momento ed è Gianfranco Battaglia che abbassa la bandierina del via, il presidente del comitato provinciale di Lucca della Federciclismo. Adesso attenzione all'allungo però di Samuele Seppia, proprio in vista del Gran Premio della Montagna. Il corridore della Cinquale Regolo prova a fare la differenza. Questo è il passaggio dal GPM, adesso inizia quel tratto di discesa in cui è sempre necessario rilanciare l'andatura perché la pendenza della discesa non supera mai il 3%. Eccoci qua con gli altri atleti della fuga che però sono praticamente a pochi secondi di distacco da Seppia. A questo punto vediamo che c'è il colpo di mano di Clidi Giacu del gruppo ciclistico romagnano che guadagna qualche metro nei confronti degli avversari e va a vincere. Il secondo posto è per il compagno di squadra Daniel Savini, che quindi rafforza la leadership nella classifica della Challenge Lucca Versilia. Terzo è Simone Alpinisti del Velo Club Bottagna. 20ª edizione del trofeo La Cantina di Alfredo, secondo Memorial Giampaolo Roni, ultimo atto della Challenge Lucca Versilia. Sono stati 63 gli atleti che hanno preso il via. Eccolo qua il momento in cui si parte ufficialmente la corsa, organizzata dal Giovo Team Coreglia in collaborazione con l'Unione Ciclistica Lucchese di Ernesto Bianchi, con Diego Barbieri a fare l'andatura per il gruppo ciclistico romagnano, che a questo punto tiene altissima l'andatura. Pugi a tutta in questo frangente, alle sue spalle c'è un buco e vuole insistere l'atleta della Mobiliari di Ponzacco per cercare di guadagnare il più possibile. Attenzione perché ha guadagnato qualcosa nei confronti di Bascherini e Savini. Siamo nelle fasi decisive della corsa. Pugi, bravissimo, il corridore della Mobiliari di Ponzacco, ancora un leggero margine di vantaggio, ma niente da fare per lui perché nel finale viene fuori un bravissimo Jacopo Bascherini che va a vincere il trofeo La Cantina di Alfredo. Secondo posto e grande gioia per la vittoria nella Challenge Lucca Versilia da parte di Daniel Savini. 33ª edizione del trofeo Carlo Alberto Pellegrini, gara riservata alla categoria allievi, classico appuntamento di Ferragosto sulle strade della provincia di Lucca con partenza ed arrivo da Marginone, Club 2000 ed ancora la Levante Eurotermo. Partiti ufficialmente gli atleti al via che stanno quindi lasciando la zona di partenza. Eccolo Nicolas Arnesi con il dorsale di gara numero 1, grande protagonista di questa stagione, plurivittorioso ma soprattutto sempre nelle posizioni che contano dell'ordine d'arrivo. Adesso arriva Alessio Santerini, lui sì che è in un momento di forma eccezionale. Arriva anche Sergei Rovstovcek della Valseriana, sono quindi due gli atleti della formazione bergamasca nelle prime posizioni della corsa. Intanto passaggio al Gran Premio della Montagna con Santerini, Lassi a fare l'andatura in questo frangente, rimane passivo Filoni. Attenzione all'allungo di Rostovcev della Valseriana, non hanno le gambe per rispondere gli altri due atleti, ci prova Filoni. 50 metri al traguardo per Rostovcev che tra due ali di folla si appresta a vincere la 33ª edizione del trofeo Carlo Alberto Pellegrini. Sergei Rostovcev vince la 33ª edizione del trofeo Carlo Alberto Pellegrini, grande vittoria per questo atleta, l'ennesima di una grande stagione. Secondo è Nicolas Annesi, terzo Samuele Luppichini. Trofeo Lucca Ridata, primo Memorial Giuliano Pellegrini. Si ricorda il grande appassionato di ciclismo Giuliano Pellegrini, che per tanti anni è stato alla guida delle nostre motoripresa, e lo si ricorda nella sua città, a Lucca, con una gara riservata alla categoria esordienti, tutta sulle mura urbane di Lucca. Un patrimonio, quello delle mura urbane, che si trova spesso a braccetto con il ciclismo. Basti pensare alle prove di campionati italiani, campionati europei, ma anche alle prove di Giro d'Italia di ciclocross. Intanto il gruppo continua a viaggiare compatto, non cambia quindi la situazione
e vedremo se ci sarà davvero volata a decidere questa edizione del trofeo Lucca Eridata primo Memorial Giuliano Pellegrini. È già partita la volata, vediamo delle maglie a Lastio nelle prime posizioni, anche maglie Pozzese e Toscogas lì davanti. Vediamo se ci sarà una vittoria netta, ma vediamo che è una bella lotta tra due atleti dell'Unione Sportiva Lastio, ed è Samuele Manfredi che va a vincere. 41esima edizione del campionato italiano ciclismo su strada, bancari ed assicurativi. Ci troviamo, gentili telespettatori, nella città di Lucca per questa manifestazione che è organizzata dal gruppo sportivo Michela Fanini. Si parte da quello che ormai è uno scenario classico per le partenze proprio in attesa del campionato del mondo. Si parte da Piazza Napoleone. Siamo proprio al passaggio dal Collodi con il celebre Pinocchio, la creatura di Carlo Collodi famosa in tutto il mondo, e ci portiamo in addirittura di arrivo dove Brunello Fanini sta attendendo l'epilogo della corsa, ed è la maglia della Unicredit di Giampaolo Morelli che va a vincere la categoria assoluta davanti a Paolo Benetton della Banca Aletti, terzo Gianfranco Mongaldi. 14esima edizione del trofeo Assindustria. Ci troviamo, gentili telespettatori, presso gli stabilimenti della ditta Conglomerati Lucchese che ospitano la partenza di questa organizzazione a cura del gruppo sportivo Colline Lucchesi. Andremo a scorgere i dorsali, adesso li vediamo dalla parte opposta di dove hanno i dorsali, sono diventati in 3 adesso gli uomini al comando. Lui che va a vincere è un atleta alto pack, andiamo a vedere di chi si tratta. Si tratta di Zanov che va a vincere, poi dietro secondo posto per Pierini che si aggiudica il trofeo Assindustria. Da piazza Michela Fanini a Segromigno in Piano fino a piazza Aldo Moro a Capannori, la tappa dedicata a Michela quest'anno più lunga del solito, 124 km con la doppia scalata del Valgiano nel finale a rendere ancora più difficile, una bellissima tappa tutta da seguire con Marian Vos, maglia rosa, che guida sempre la classifica generale. Abbiamo voluto lasciare lo spazio ai suoni, agli applausi, a questo momento davvero toccante e significativo nel piccolo cimitero di Segromigno. Prima di entrare nel cuore della corsa si è verificato il cambio di ritmo in salita, ha patito subito l'accelerazione di Claudia Hausler. Ormai manca poco al Gran Premio della Montagna del Valgiano, molto la salita, ha lavorato molto in pianura. Ultimo chilometro, Vos in prima posizione, giusto far scoprire la leader secondo le compagne di fuga, ma è la Vos che senza problemi va ad aggiudicarsi lo sprint a 6. Vos che precede Johansson, vedete lo sprint da padrona assoluta. San Vito, siamo a Lucca per la terza edizione del trofeo Animatamente Parco Commerciale San Vito, l'ultima gara per la categoria giovanissimi. Prima e vera e propria gara agonistica, quella della categoria G1, 2 i giri da percorrere per la categoria G1, quindi il totale di 2 chilometri. Vi sono 2 atleti della Carube Progetto Giovani, a primeggiare è Santiago Di Riccio davanti al suo compagno di squadra Leonardo Sica, e poi siamo alla terza posizione con Fabio Del Medico del pedale Petrasantino. 40esima edizione per una delle classiche del ciclismo riservato alla categoria amatoriale in terra lucchese. Ci troviamo, gentili telespettatori, presso il Foro Boario a Lucca per la 40esima edizione di Lucca in bicicletta, organizzazione affidata al pedale lucchese Poli. Ma siamo in partenza della prova in linea che ovviamente partenza che è avvenuta ufficialmente in località Pontefreddana. Dietro per il momento c'è il vuoto, vedremo se Spampani riuscirà a riportarsi sugli uomini al comando. Era stato quello l'ultimo a staccarsi. Al comando parte la volata lunghissima di Zanov, ma attenzione alla rimonta di Salvo che va a vincere. Giuseppe Di Salvo vince la prova in linea di Lucca in bicicletta.
Primo trofeo Giuliano Pellegrini, ciclocross in ricordo del grande appassionato di ciclismo venuto a mancare questa estate, organizzato dal pedale Lucchese Poli con l'associazione Per Lammari in collaborazione con la FIPSAS, una manifestazione quindi che riprende la tradizione che Giuliano Pellegrini aveva iniziato nel 1987 e ancora al passaggio con la testa della corsa, dove c'è ancora Giulio Galli che ha leggermente staccato il compagno di squadra Federico Spinetti, però sono ancora in testa i due atleti. Poi arriva in terza posizione Jacopo Pieroni. Di queste prove, eccolo qua, il dominatore assoluto Giulio Galli, che vince la prova della categoria allievi davanti a Federico Spinetti. Intanto con il dorsale 98 si è aggiudicata la prova delle categorie donne allieve Cecilia Matteoli.